Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno e un benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Karen. E un buongiorno da parte di Claudia a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Veneto Globe. Benvenuti a questa nuova puntata di Bianco, Rosso e oggi finalmente porteremo avanti l'esame gusto olfattivo che avevamo iniziato la puntata scorsa, non è vero Karen? Certo, e noi vi avevamo promesso una super puntata con un incontro rude, ravvicinato col bicchiere di vino, con delle sensazioni intense. Come si chiamano quelle sensazioni che mi hai detto l'ultima volta, Claudia? Tattili. Yeah, sensazioni tattili, quindi un incontro veramente intenso con il bicchiere di vino per concludere quello che è l'esame gusto, olfattivo, anche gustativo però diciamo così. Esatto, nel frattempo speriamo che voi abbiate iniziato ad esercitarvi in quello che sono le sensazioni saporifere, quindi carpire un po' meglio i gusti e identificare esattamente la zona da dove si possono incamerare queste sensazioni, quindi la freschezza, la sapidità, piuttosto che speriamo bene che voi abbiate avuto la fortuna di cimentarvi non solo con vini secchi, ma magari abboccati, dolci. No, guarda, io proprio mi sono data i passiti la settimana scorsa, quindi dolcezza a go-go, assolutamente. Attenzione, lavate i denti dopo? No, erano così buoni che mi sono tenuta con questa persistenza aromatica, poi ne parleremo, esatto, proprio lunghissima sul finale con questi passiti. Ma oggi aggiungiamo questo tassello che è un pochino diverso, no? A quello che abbiamo descritto la volta scorsa. Appunto, queste sono delle sensazioni totalmente diverse rispetto alle precedenti perché appunto sono fisiche, come diceva Karen. A me piace definirle dimensionali e quindi possiamo definirle, fare un breve elenco e darvi un'idea di quello che possono essere. Partiamo con lo pseudocalore ed è quella sensazione tendenzialmente data dall'alcol o dagli alcoli presenti nel vino, quella sensazione di avvolgenza che si percepisce su tutto il palato e anche addirittura sulle guance, passando poi a quello che ha un effetto termico. Solitamente è una cosa che non riguarda tanto le sostanze all'interno del vino quanto la temperatura di servizio e quindi più o meno freddo il vino. Si passa poi a quello che è stato accennato già la scorsa puntata, quindi alla stringenza, un'altra importantissima sensazione data soprattutto dai tannini di cui parleremo leggermente più avanti. Nei vini rossi. Esatto, sono delle sostanze presenti maggiormente nei vini rossi e questa sensazione è appunto una sorta di rugosità, asciuttezza proprio. Denti di legno. Denti di legno, esatto. Questa cosa, la lingua che grippa, a me piace dire grippa, piuttosto che io vi invito a fare passare soprattutto i vini rossi tra denti e labbra e poi passare le labbra sui denti. Sentirete esattamente quello che Karen voleva dire con denti legnosi. Infatti. E poi manca la nostra amatissima bollicina, giusto? Esattamente, abbiamo una sensazione di pungenza che può essere definita grazie alle bollicine, soprattutto questa sensazione di spilletti che vanno a ravvivare, a risvegliare il nostro palato, ma non solo, perché molto spesso questa sensazione di pungenza, di spilletti è data anche da un'eccessiva sapidità, ma e anche una buona freschezza. Non percepirete però sapidità e freschezza, percepirete proprio questo risveglio della lingua un po' particolare. E allora qui dobbiamo cercare di non fare confusione, perché noi vi abbiamo parlato la volta scorsa dei sapori, adesso vi stiamo elencando le sensazioni tattili e poi dovremo mettere tutto insieme. Ricordatevi comunque che è importante cominciare a capire, a dividere queste sensazioni, perché anche il nostro corpo le percepisce separatamente. Se la lingua che fa da padrona, quando sentiamo l'acido, l'amaro, il dolce, il salato e il nostro
buon caro umami che però non sentiamo più che altro nel vino, e invece le sensazioni tattili, immaginatevi come quando toccate qualcosa, quindi sono delle sensazioni nervose, quasi trigeminali, quelle che riusciamo a percepire, però alla fine dobbiamo andare insomma sul concreto. Quindi quando deglutiamo un vino abbiamo una sensazione integrante di questi sapori e poi anche di queste sensazioni tattili. Un buon vino importante, questo effetto dello pseudocalore, di riempimento del palato, ecco, insomma, ci aiutano queste cose insieme a definire quello che è il corpo del vino. Perché diciamo corpo? Perché è vero, fisicamente riusciamo a sentire che qualcosa ci riempie la bocca, che non è solo un liquido che entra e se ne va velocemente, ma riesce a lasciare un'impronta. Ecco, questa è una definizione che poi andremo pian pianino a sviscerare, raccontandovi un po' di più nel dettaglio che cosa c'è all'interno del vino, soprattutto quando parliamo dei vini importanti, dei vini rossi. Però insomma, quando parliamo di corpo, di sensazione di pienezza, è perché c'è qualcosa all'interno del bicchiere. Esattamente, questa è la cosiddetta sensazione tattile, che potremmo definire come consistenza. Vi ricordate che l'avevamo già trovata durante l'esame visivo del vino, e quindi come il vino si comporta all'interno del bicchiere, più liquido, più sciropposo. Ecco, abbiamo le stesse sensazioni poi anche in bocca, perché comunque quello che si vede agli occhi in teoria dovremmo poi ritrovarlo anche in bocca, non è vero, Karen? Certo, e poi tutte queste sensazioni mica stanno lì per conto loro, insomma, in qualche modo, anzi assolutamente tra di loro interagiscono. Allora cosa succede? Succede che possiamo immaginare sensazioni tattili e saporifere insieme e metterle in uno schema, in una bilancia più che in uno schema, e dividerle con morbidezze e durezze del vino. E quindi in bocca potremmo dire che ci sono delle morbidezze che riguardano la dolcezza, quindi la sensazione di secco, dolce, abboccato, piuttosto che di calore, quindi un vino caldo, un po' meno caldo, morbido, e quindi come si diceva la volta scorsa, quei vini che avvolgono, che riempiono, che sono anche un po' velluto all'interno della bocca. Oppure invece potremmo avere delle sensazioni, come vi raccontava prima Claudia, di un po' di pungenza, che può essere data anche da un'eccessiva sapidità, che quindi deve essere un pochino controllata anche con la temperatura. O pensate vini molto acidi, o vini magari quando sono estremamente giovani hanno tutte queste caratteristiche messe insieme, soprattutto nel caso dei rossi, anche con l'astringenza. Quindi queste sono delle sensazioni che invece di richiamare il velluto, il morbido cuscino su cui posare la guancia, insomma, non dico che siano come uno schiaffo, però a volte sono così spigolose che noi le definiamo durezze, e con le morbidezze devono in qualche modo averci a che fare, perché devono essere smussate queste durezze, giusto? Esattamente. E che cosa si pensa quindi quando si fa questo schema di fronte di durezze e morbidezze? Più e meno, più durezze, più morbidezze, insomma bisogna cercare di arrivare in un equilibrio. Immaginatevi proprio una operazione aritmetica, cioè un vino che ha una determinata componente di durezza, mettiamo una bella acidità, deve comunque avere magari un pochino più di alcol che compensi, insomma. Oppure un vino molto dolce deve avere anche un pochino di acidità, perché altrimenti rischia di essere stucchevole. Però vi rendete conto che insomma la teoria è questa: abbiamo le nostre durezze, ci affianchiamo le morbidezze, ma non è così semplice nella pratica. No, perché infatti arrivo io qui che non sono proprio così d'accordo. Dimmi perché, Claudia. Che i piatti della bilancia devono equilibrarsi per avere un vino sulla carta ottimale, ma non tutti i vini hanno queste caratteristiche. Pensiamo a dei vini che hanno una spiccata freschezza piuttosto che una spiccata sapidità, proprio per caratteristica, e quindi avranno sicuramente una sensazione di morbidezza inferiore
superiore rispetto anche a quella che in realtà magari è all'interno del bicchiere, ma alla bocca risulterà sicuramente più vivido una parte rispetto all'altra. Lo stesso può succedere per quanto riguarda le morbidezze, si pensi appunto ai passiti, è molto facile che un passito abbia calore, quindi un tenore alcolico elevato, piuttosto che una buona morbidezza, quindi un contenuto, perché poi la morbidezza è data anche dalla glicerina, glicerico alto, ma freschezza e acidità sicuramente sarà carente, quindi questo equilibrio bisognerà sempre avvicinarlo alla tipologia di vino che stiamo bevendo e analizzando, per capire se in base alla tipologia questo vino ha un equilibrio o effettivamente siamo un po' distanti da quello che è un pareggio di bilancia, che poi possa essere appunto dovuto magari a una giovanezza del vino piuttosto che a degli altri errori. Beh, insomma, gli spigoli come le imperfezioni nei caratteri, nelle personalità umane ogni tanto emergono proprio per dare carattere, personalità e tipicità a questi vini, quindi cerchiamo di apprezzarli nel limite del possibile. È chiaro che non devono essere completamente squilibrati, ma devono avere appunto una caratteristica identificativa. In ogni caso c'è un altro elemento che bisogna aggiungere per poter dare l'ultimo tocco alla degustazione, ed è rullo di tamburi, la temperatura di servizio. Ma questi vini, ma vi siete mai chiesti, insomma, perché non mettiamo i rossi in frigo su un bel Barolo proprio fresco, quasi fuori dal congelatore, oppure uno spumante un pochino più caldo, un vino bianco quasi allo stadio di Brulé? No, insomma, ci sarà. Non farmi urlare, Karen, per favore. No, per carità, adesso tranquillizziamo subito Claudia. È ovvio che più caldi sono i vini, più sentiamo l'alcol. Addirittura sopra i 20 gradi l'alcol comincia a dare proprio una sensazione fastidiosa. Sotto i 4 gradi invece non sentiamo più niente, quindi tutto l'esame olfattivo che vi abbiamo spiegato, aiuto. Non preoccupatevi perché non si sente proprio niente, le molecole stanno aggrappate lì al bicchiere, non si sente, dovete rotearlo e scaldarlo un pochettino. D'altra parte, a meno che non siate vincitori dell'ultimo giro del Gran Premio, non è che potete tenere una bottiglia di spumante a una temperatura tra i 10 e i 20 gradi, altrimenti lo lasciate a quel poveraccio che dovrà aprire la bottiglia. Quindi mi raccomando, state attenti con le bottiglie di spumante, perché devono essere piuttosto fredde, perché poi l'anidride carbonica diventa eccessiva, anche poi fastidiosa in bocca. Esatto, vi sfidiamo ad aprire la bottiglia, mi raccomando all'esterno. E quindi, riassumendo, possiamo dire che vini giovani, bianchi soprattutto, vanno serviti a una temperatura piuttosto bassa, rossi maturi invece un po' più elevata. Nel mezzo stanno quei vini rosati, anche i vini passiti. Esattamente. Anche perché queste temperature influiscono proprio sulla percezione dei sapori, anche delle sensazioni tattili, vero Claudia? Infatti, oltre ad avere una temperatura di servizio ottimale, per farvi apprezzare il vino per quello che è realmente, la temperatura molto spesso viene utilizzata per mascherare alcuni dei difetti e magari innalzare alcune delle caratteristiche. Quindi le temperature basse favoriscono quelle che sono le durezze, freschezza, sapidità, astringenza e quindi tannino. Invece le temperature alte, come vi annunciava Karen, favoriscono il calore, la morbidezza e la dolcezza stessa. Esatto. E poi a questo dobbiamo abbinare comunque la conclusione, insomma, il nostro mettere insieme queste sensazioni per capire anche l'intensità, giusto? Sì, perché oltre a queste caratteristiche che sono, diciamo, su una scala di valore, si può dare un punteggio, lo si può dare anche alle prossime caratteristiche e sensazioni che si percepiscono durante l'esame gustativo, però sono caratteristiche che danno già un risvolto qualitativo, come dire, a quello che è il vino. E quindi il vostro vino come entra in bocca? Intenso? Timido?
oppure con carattere, con una prorompenza, quindi valutate bene questa intensità che poi sicuramente si ripercuoterà. Certo, e poi noi valutiamo bene l'entrata, quindi come uno si presenta sulla scena, ma sicuramente anche come uno se ne va, è importante considerarlo. Quando noi abbiamo deglutito, mettiamo il cronometro e vediamo quanti secondi passano prima che ce ne siamo completamente dimenticati. Adesso noi facciamo un po' i sofisticati tecnici, però effettivamente è così, cioè quanto un vino lascia la sua traccia in bocca. Quando parliamo di questo si parla di persistenza aromatica intensa, o PAI, che non è una patatina, no, anche se l'ora potrebbe chiamarle. Esatto, però diciamo, ecco, si chiama così, è il fin di bocca, quello che ci dice quanto un vino effettivamente lascia di sé, e poi possiamo continuare a bere e passare. Sì, non sempre servono solo 2 assaggi, anzi, per capire cosa si ha in bocca è bene allenarci, e vi ricordo, fate ben presente a quello che avete già analizzato sia con occhi che con naso, e cominciate a comparare, e soprattutto non ponetevi di fronte al bicchiere prevenuti, perché molto spesso il vino vi potrebbe stupire. Potreste avere una certa corrispondenza, addirittura stupefacente, di quello che avete visto e annusato, ma potreste essere ben stupiti e quindi vivere le sorprese. Assolutamente, tabula rasa, nessun pregiudizio davanti al nostro bicchiere. Noi vi invitiamo ovviamente all'assaggio, seguite i nostri consigli, i nostri percorsi, poi ognuno di voi sicuramente saprà allenarsi per poterci raccontare cosa c'è dietro il suo bicchiere di vino. Facciamo un brindisi al training, vi aspettiamo alla prossima puntata, pronti per una nuova avventura. E noi finalmente passiamo. Beviamo. Grazie, ciao! Ciao a tutti! Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.